La città delle penne nere, storia di una terra dall'anima alpina. Nel centenario della sezione ANA Monte Pasubio, Vicenza si candida a ospitare la 95esima adunata nazionale degli alpini. Spinta dalla sua identità forte, dalla sua tradizione solida, la città del Palladio si affaccia sul 2024, quando le penne nere marceranno compatte tra vie e piazze, imbandierate col tricolore. È una grande storia perché è legata a una provincia, quella di Vicenza, che è la provincia più alpina d'Italia. In Lizza ci sono anche Biella, Modena e Viareggio, ma Vicenza ha un legame speciale con le penne nere e il 4 novembre conferirà la cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. Sì, infatti noi quest'anno, quindi fra un mese, nei giorni 4, 5, 6 novembre di quest'anno, festeggeremo i 100 anni, i primi 100 anni della nostra sezione. Ho appena avuto notizia dal sindaco Rucco che l'amministrazione della città di Vicenza, del comune di Vicenza, conferirà la cittadinanza onoraria all'ANA proprio il giorno 4 novembre del 2022, quindi una data estremamente importante. Vicenza e le penne nere, un legame che viene tramandato di generazione in generazione tra gli uomini e le donne di questa terra, una lunga storia fatta di sofferenze, di dolore, di sacrificio, nelle prime linee, nelle trincee con gli ossari del Pasubio, del Monte Cimone e i sacrari militari del Monte Grappa e di Asiago che raccolgono le spoglie di 85.000 soldati caduti nei cruenti combattimenti della Grande Guerra. Oggi il legame tra Vicenza e le penne nere si rinnova nel segno della solidarietà. Noi siamo a disposizione, siamo a servizio nei momenti di massime calamità o di necessità o di urgenze, veniamo chiamati e rispondiamo a comandi. Vicenza ha ospitato l'ultima adunata nazionale nel 1991. Nel 2024 saranno trascorsi 33 anni. Nel valutare il dossier, la commissione delle manifestazioni dell'Associazione Nazionale Alpini dovrà tener conto che il cuore di questa terra ha sempre battuto, vissuto e convissuto con le penne nere. E Vicenza è un territorio particolarmente significativo. Se si è senza memoria non si costruisce il futuro, per cui sono 4 candidature, tra cui quella di Vicenza, che tutte meriterebbero di essere messe sullo stesso piano, ma che poi necessariamente l'adunata ne possiamo fare solo una all'anno.